Oggi manifestazione contro la messa a pagamento del parcheggio dell'ospedale. Qual è il messaggio che volete veicolare e soprattutto a chi è che vi rivolgete oggi? Allora, noi oggi ci rivolgiamo, chiaramente la petizione che noi facciamo da 10 giorni a questa parte, che sta raccogliendo, che ha raccolto fino a ieri 2700 firme, è rivolta al commissario prefettizio, il dottor Rocco Berton. Chiaramente noi oggi vogliamo ribadire quella che è la nostra richiesta, cioè quella di rivedere questo tipo di misura, quella di mantenere la fruizione gratuita di questo parcheggio. Era giusto, dopo una petizione online così partecipata, che noi incontrassimo le cittadine e i cittadini e segnassimo un punto nella lotta in questo tipo di vertenza. Il 2 di febbraio a mezzo stampa, negli organi di informazione, compariva la notizia che a metà mese le strisce sarebbero state blu e il parcheggio sarebbe stato messo a pagamento. Se oggi la situazione non è questa, ma se oggi c'è un'apertura da parte dell'amministrazione comunale nel pensare, nel vedere, nel valutare, nel fare delle riunioni tecniche, questo è legato al fatto che ci siano state queste firme, che ci sia stata questa mobilitazione, che ci sia stata questa indignazione. Il primo messaggio che va fatto passare è che la lotta è utile, è che la lotta serve, è che la lotta paga. Da qui non abbiamo terminato questo tipo di partita. Questo tipo di partita non termina con qualche dichiarazione sui giornali, non termina con qualche intento, termina con un atto ufficiale dell'amministrazione comunale che vada a rivedere questo tipo di misura, questo tipo di scelta. Voi avete richiesto anche un incontro vis-à-vis con il commissario prefettizio o ancora no? No, noi ancora non l'abbiamo richiesto, credo sia opportuno richiederlo, però va ribadito anche in questo aspetto, in questo caso, insomma, la cosa importante è la presa di posizione pubblica, è l'atto amministrativo pubblico, o comunque già il fatto di lasciare inalterato il parcheggio, ad esempio togliendo le colonnine che da giovedì sono comparse in questo sito. È necessario che ci sia una esposizione dell'amministrazione comunale e del commissario Rocco Berton che sia visibile e vincolante rispetto a tutta la città. Lei ha citato il caso delle colonnine che sono già state installate. Come commentate questa, se possiamo definirla così, apparizione? Ma questa non è che la commentiamo noi stiamo ai fatti nel vedere che le colonnine sono comparse, che sulla stampa lo stesso giorno si diceva che il parcheggio molto probabilmente stiamo studiando, stiamo valutando, stiamo facendo riunioni tecniche, domani incontreremo il gestore, domani sarebbe venerdì, ieri, e nel contempo comparivano le colonnine. Questa è una cosa molto interessante che appunto dovrebbe essere spiegata pubblicamente dal dottor Rocco Berton, se ci sono state pressioni da parte del gestore, se ci sono appunto richieste da parte del privato, del concessionario, del gestore. Non è una cosa che dobbiamo spiegare noi stiamo ai fatti e chiediamo come primo segnale che vengano ritirate e chiaramente rilanciamo la battaglia, rilanciamo la petizione, rilanciamo la mobilitazione fino a quando appunto non ci sarà un'esposizione pubblica e un atto pubblico di ritiro della scelta. Nel caso in cui questo atto di ritiro non dovesse avvenire, farete altre manifestazioni? Come vi muoverete in generale? Noi siamo fiduciosi che la mobilitazione che c'è stata finora possa portare ad una conclusione della partita a breve. È chiaro che per varie ragioni di principio e sostanziali, perché si va a gravare su cittadini, su una situazione sociale già ampiamente di bisogno e di difficoltà, è chiaro che se non dovesse esserci questo tipo di scelta, di retromarcia, è chiaro che la mobilitazione continua, lo sceglieremo assieme ai cittadini, lo sceglieremo assieme al movimento, le modalità con le quali continuare questo tipo di mobilitazione.